Sindaco, ecco una risposta. Ieri c'è stata una conferenza stampa di Uniti per la Città che diciamo, si sono tolti dalla maggioranza, non l'appoggiano più politicamente, tantissime critiche, in particolare la mancanza di un rapporto umano, questo segnalava l'onorevole Di Mauro. Non so cosa intenda dire quando si riferisce a questo aspetto, questo evidentemente mi rattrista molto, questa è la mia condizione, diciamo, dal punto di vista, se si vuol parlare di sentimenti. E dal punto di vista umano i rapporti vanno pur sempre recuperati, anzi io mi incaricherò di farlo. Sotto il profilo del merito, ciò che è stato detto è evidentemente, come anche le pietre possono comprendere, assolutamente strumentale, e mi piacerebbe poter ricordare che da 1 anno e mezzo questa esperienza ha visto sin dalla prima seduta di Consiglio Comunale di fatto azione contro l'amministrazione, contro la maggioranza, fatta di che cosa? Fatta non di volontà di confronto, perché si è sfuggiti al confronto sui temi di merito, ma semplicemente azioni di provocazione, far cadere il numero legale, interrogazioni pretestuose. Ecco, tutto questo ha probabilmente lacerato questo rapporto. Credo che in realtà ci siano elezioni regionali incombenti e ognuno vorrebbe utilitaristicamente farle passare dalla via dell'amministrazione comunale. E questa è una cosa grave, perché riguarda, vorrei dire, la radice di una politica che non ci può essere più. Oggi la città ha bisogno di sganciarsi da quella che è stata. Eravamo gli ultimi in qualunque cosa. Agrigento invece, nonostante una certa politica, sta dimostrando di andare avanti in tante parti, in tanti ambiti, e siamo visti fuori in una chiave che sicuramente è diversa rispetto a quella di 2 anni fa.